Noi abbiamo un tessuto sano sia civile sia economico, imprenditoriale e anche amministrativo, però i tentativi di infiltrazione sono sempre più numerosi e sempre più frequenti, dobbiamo contrastarli. Un totale di 21 giornate formative rivolte a circa 500 agenti di polizia locale del Veneto, più 7 seminari tematici rivolti ad amministratori e dipendenti degli enti locali per aggiornare sulla prevenzione e il contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nel nostro territorio. Sono i numeri di Conoscere le mafie e costruire la legalità 2, il piano formativo fortemente voluto e finanziato con 260.000 euro dalla Regione del Veneto. Il taglio che abbiamo voluto dare a questi incontri formativi è un taglio di estrema praticità e funzionalità all'operatività, quindi coloro che saranno formati, le nostre polizie locali, avranno subito degli strumenti di intervento per contrastare questi fenomeni di illegalità e di criminalità. Il piano formativo è attuato da Viso Pubblico, un'associazione nata nel 1996 su iniziativa di alcuni sindaci proprio per contrastare, attraverso le buone pratiche dell'amministrazione, le infiltrazioni mafiose nel nord Italia. Un sodalizio che si è allargato via via fino a contare più di 350 soci, tra cui 10 regioni, Veneto compreso. Qui una delle parole d'ordine è aggiornamento anche per gli amministratori locali. In caso di appalti pubblici, per esempio, un appalto scritto in un modo piuttosto che in un altro può fare la differenza tra una buona pratica che può davvero porre un freno, un limite, una barriera all'infiltrazione mafiosa rispetto magari a un appalto che può prestare il fianco a fenomeni di infiltrazione. Attraverso questo percorso formativo, ha chiarito l'assessore Corazzari, le polizie locali potranno integrarsi meglio a quelle nazionali in un processo virtuoso di scambi fra amministrazioni locali, autorità e diverse forze di polizia. Questo modello di formazione del personale delle polizie municipali costituisce un ulteriore tassello che va nella direzione di un coinvolgimento e di un coordinamento complessivo rispetto a un tema così importante.